Allora, Paolo Campanati, terza vittoria consecutiva, direi un ottimo avvio. Ti aspettavi una partita così faticosa stasera? Sì, 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 Seregno sapevamo benissimo, l'abbiamo incontrato in Coppa Italia, abbiamo visto altre partite che ha fatto, sapevamo benissimo che era una squadra veramente ben organizzata, contropiedi micidiali, quindi abbiamo lavorato un po' tutta settimana, in particolare sui primi minuti di partita dove pensavamo che in realtà sarebbero stati i più problematici, che sono stati quelli che anche in Coppa Italia sono stati più problematici per noi. In realtà hanno tenuto duro tutta la partita, ha giocato a spazi abbastanza chiusi, a spazi molto aperti, quindi è stata veramente dura oggi. Sì. Voi vi siete molto rinforzati in vista tra Coppa Italia e campionato, non nascondete ambizioni importanti? No, qualche investimento importante l'ha fatto la società, è chiaro che le aspettative sono alte, insomma si cerca di raggiungere il massimo obiettivo possibile. Quindi non ci sbilanciamo o ci sbilanciamo? Cosa facciamo per i tifosi? No, non ci sbilanciamo, faremo sempre del nostro meglio per portare a casa sempre più punti possibile. È comunque un campionato veramente molto equilibrato, dove ancora stasera ho visto ci sono stati tanti pareggi, le vittorie sono risicate, quindi, ed è anche lunghissimo, quindi pazienza. Quindi ci godiamo la testa della classifica ma piedi per terra. Assolutamente sì, quello è fondamentale, molto piedi per terra perché veramente c'è ancora tanta strada. Complimenti e grazie.